Francesca e Pietro accoltellati nel sonno da loro padre, da quel papà che chissà quante volte da piccoli se li era guardati e riguardati mentre dormivano. Sorpresi nel sonno con Francesca che, a quanto emerge dall'autopsia eseguita dal professor Giovanni Cecchetto dell'Università di Padova, si è difesa fino all'ultimo prima del taglio alla gola. Tanti, troppi i colpi inferti da Alessandro Pontin ai suoi ragazzi, che hanno trovato chiusa a chiave l'unica via di fuga, la porta di casa. Le 3 autopsie sono sul tavolo del pubblico ministero Sergio Dini. Il magistrato e gli altri inquirenti sono al lavoro per cercare di capire perché e cosa abbia spinto un padre a compiere la strage dei suoi stessi unici discendenti. L'ipotesi più accreditata è che il 49enne volesse vendicarsi della moglie, dal quale aveva divorziato alcuni anni fa. Gli inquirenti continuano a scavare nel passato dell'artigiano, che ha gettato nella disperazione 2 famiglie e 2 comunità. Il pubblico ministero ha intanto autorizzato i funerali per esaudire la richiesta della mamma e dei nonni dei 2 adolescenti affinché fossero celebrati prima di Natale.